un passo avanti. Ma sono io il Fossadoro maresciallo Vito, lo sapete da tempo. A cosa devo questa visita? È la legge. Comunque dovevo portare a conoscenza della vostra illustrissima signoria quanto segue. Prego, appuntate Pasquale. Questa mattina alle ore 8, durante l'espletamento della pausa caffè, nella caffetteria di Pippino apprendemmo l'infausta notizia di una vostra precoce dipartita. E quindi recadandoci, andammo in caserma per principiare l'interrogatorio di tutti coloro che avevano diffuso la ferrale notizia. Procedemmo quindi ad interrogare nell'ordine Pipino, Detto il ristretto, il dottor Morbin, detto l'illuminare, gli assistenti Albrizi e Verola. detti gli assistenti, Ci appropinquamo quindi ad espletare le nostre funzioni investigative, costringendo nella sede degli interrogandi il primo della lista, ovvero sia Pipino, detto il ristretto, di anni 37, il quale, dopo aver declinato le proprie generalità, manifestava chiari ed evidenti segni di disagio e irrequietezza. e il maresciallo ed io ci scambiamo sguardi di intesa